Il Partito Democratico ha raddoppiato il numero dei consiglieri per questa legislatura, ha aumentato di parecchio i voti rispetto alle regionali del 2020 e la coalizione di centrosinistra raggiunge quasi un 30% che insomma fa essere il Partito Democratico e il centrosinistra un soggetto imprescindibile nella politica veneta. Come ha detto Giovanni Manildo, un elettore su tre ha votato per noi ed è un punto di partenza importante, soprattutto in una sfida complicata come le elezioni del Veneto, una regione tradizionalmente votata al centrodestra. Un'elezione in cui tra l'altro era previsto una buona affermazione di Fratelli d'Italia, che invece, come eletti in Consiglio regionale, è stato superato dal Partito Democratico. Il Partito Democratico ha 9 consiglieri più il candidato presidente Giovanni Manildo, quindi siamo il primo partito all'opposizione, abbiamo più consiglieri di Fratelli d'Italia e siamo il perno di questa alleanza di centrosinistra che farà sentire la propria voce continuamente come ha fatto in questo periodo e la farà sentire nelle istituzioni ovviamente in tutto il territorio veneto. In questo senso i risultati di Venezia sono particolarmente significativi anche in vista delle elezioni di primavera, non solo perché confermano il PD primo partito del comune, da solo sfiora il 30%, ma anche perché il voto pare ridimensionare quell'effetto Zaia di cui si paventa occasionalmente la candidatura anche a sindaco di Venezia.